Bene, mentre arrivano noi iniziamo. Intanto benvenuti. Benvenuti in Sardegna, benvenuti a Cagliari, benvenuti in questa occasione che per noi è veramente un'occasione di festa grande, ma veramente immensa. Buongiorno, prego, accomodate. Dicevo prima al governatore Macri e a Sua Eccellenza l'ambasciatore, in qualche modo questa giornata di festa la dobbiamo anche a voi, la dobbiamo all'occasione che ci è stata data dalla richiesta della statua della Madonna di Bonaria, che è diventato lo spunto, l'occasione per il Papa per esprimere il desiderio di venire a visitare il santuario della Madonna di Bonaria. E quindi quella richiesta che ci avete fatto, che ha dato a noi la possibilità di farvi quel regalo, poi è diventato invece un regalo molto più grande per noi e siamo molto, molto felici di questo. Io, come sapete, ho avuto la fortuna prima di portare la statua al Papa perché la benedisse e poi di portarla a Buenos Aires, e devo dire sono stati momenti di emozione veramente grande che io mi porterò sempre nel cuore, un ricordo che mi porterò sempre, perché è stato veramente commovente, toccante, molto emozionante vivere quel momento, sentire l'affetto di tutta la comunità di Buenos Aires in quella cerimonia, sentirlo e viverlo insieme ai nostri sardi emigrati in Argentina, e quindi sentire attraverso quel piccolo gesto un momento di fratellanza, di incontro veramente profondo tra i nostri popoli, tra le nostre comunità. Quella è stata anche una bella occasione per avviare un percorso più ampio. Abbiamo avuto l'opportunità di siglare dei rapporti di collaborazione con la vostra università tecnologica, con la Camera di Commercio Italia-Argentina, e ieri si parlava con Mauricio e si immaginava di andare oltre e di fare ulteriori accordi partendo dalla cultura, perché Buenos Aires, come mi diceva il governatore della città di Buenos Aires, è una città molto viva dal punto di vista culturale, molto ricca. Anche noi abbiamo una tradizione, una cultura, una storia importante, e credo che l'incontro tra le nostre comunità non possa trovare terreno migliore, più fertile, proprio del confronto tra le nostre culture. Conoscersi, confrontarsi, significa seminare quel seme che poi dà vita al germoglio della fratellanza, della tolleranza, della comprensione, e questo è un po' anche il messaggio che siamo sicuri domani arriverà con il Santo Padre nella Sardegna, che è una isola che si trova al centro del Mediterraneo, un mare nel quale in questo momento purtroppo corre il rischio di soffiare nuovamente venti di guerra, quindi per noi è un momento particolarmente importante e delicato. Io vi ringrazio ciascuno di voi per la presenza, per quello che avete fatto, vi ringrazio per l'amicizia che ci avete dato, che ci date oggi e so che ci darete in futuro. Ringrazio i padri mercedari che hanno dato la possibilità di realizzare anche concretamente e fisicamente questa occasione. Ringrazio naturalmente Monsignor Miglio, che ci è stato vicino, anzi di più, perché con il quale abbiamo condiviso e vissuto questa avventura, che domani insomma coroniamo con questo evento così importante, e anche grazie al suo importante intervento presso la Santa Sede e Sua Santità, che è arrivata questa disponibilità ad arrivare a fare questa visita in Sardegna.